Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora la domanda che ci facciamo stasera è: ma Elly Schlein parla mai con Schlein Elly? Ci sono due entità che alternativamente prendono possesso del medesimo corpo, sono due persone distinte, siamo di fronte a un caso di sdoppiamento, siamo nell'ambito della letteratura o della psicanalisi, non sappiamo, ci aggrappiamo alla cronaca. La cronaca ci dice che all'evento di ieri sera, diciamo, non affollatissimo per il no, visto le foto, ma sarà, come dire, un complotto reazionario, comunque Elly Schlein sale sul palco e tra le altre cose propone all'uditorio anche un vibrante appello contro questo governo inerte e ovviamente suddito di Trump di fronte agli sviluppi dello scenario internazionale. Verbo schleiniano: si sbrighino, taglino le accise, restituiscano agli italiani i soldi dell'extragettito IVA. Questi immobilisti, questi pigri, questi esponenti di governo seduti sulla riva del fiume mentre incombe la tragedia mondiale e il dramma, che non è quello bellico, ma è comunque il dramma economico di qualunque cittadino debba andare alla pompa di benzina. Benissimo. Cosa succede dopo, credo, mezz'ora, un'ora a essere generosi? Consiglio dei ministri straordinario in cui si tagliano le accise. È successo, come sapete tutti, ormai ieri sera è stato introdotto con un decreto legge un taglio di 25 centesimi al litro sul prezzo dei carburanti, una mossa antispeculazione e soprattutto per contenere questi effetti economici a cascata che stavano facendo esplodere i conti alla pompa di benzina, un provvedimento peraltro anticipato e chiesto a gran voce fin dal mattino dal ministro Salvini durante il suo incontro a Milano con i dirigenti delle compagnie petrolifere. E a questo punto evapora dalla scena Elly Schlein e si affaccia Schlein Elly. Perché questo taglio delle accise è, virgolette, una bieca operazione elettorale. No, è quello che aveva chiesto Elly Schlein mezz'ora prima, ma mezz'ora dopo Schlein Elly è indignata. Sì, certo, concede, siamo stati i primi a chiedere al governo di restituire ai cittadini l'extragettito IVA che ogni giorno dall'inizio di questa guerra illegale lo Stato ha incassato. Ma, perché c'è sempre un ma, dopo che da giorni gli italiani pagano più di 2 euro al litro, si interviene per 20 giorni, guarda caso con in mezzo un voto su un referendum costituzionale. Quindi doveva farlo o non doveva farlo? Non si sa. Se non si ferma questa guerra illegale, questo rimarrà un decreto elettorale. Cioè o Meloni, il governo di centrodestra, fermano l'offensiva militare di Trump e Netanyahu, di America e Israele, che è sicuramente una cosa che hanno in potere di fare, sicuramente se non accade perché non vogliono, oppure rimane un decreto elettorale, quello chiesto da Elly Schlein mezz'ora prima. Tra l'altro c'è il dettaglio che gioca ancora più a sfavore della tenuta politico-psicologica della leader del PD, è che il governo ha scelto di introdurre questo taglio delle accise appunto con un decreto legge, non attivando il cosiddetto extragettito IVA che era il meccanismo che chiedeva la Schlein versione 1 quantomeno, cioè agendo sui maggiori ricavi ottenuti dallo Stato per via dell'aumento del prezzo del petrolio. Questo perché hanno fatto sapere fonti del Ministero delle Imprese del Made in Italy la riduzione garantita da questa azione sull'extragettito, la cosiddetta IVA mobile, accisa mobile, scusate, sarebbe stata meno efficace rispetto a quella adottata col decreto legge, avrebbe comportato una riduzione molto più contenuta dell'accisa sia su diesel che su benzina. Quindi Elly Schlein chiede un intervento sulle accise a gran voce rispetto all'immobilismo del governo. Il governo lo fa mezz'ora dopo, peraltro con un intervento più impattante, migliorativo, che sgrava di più in questo momento cittadini, automobilisti, consumatori. Schlein Elly si incazza di brutto perché
per una bieca operazione elettorale. Voi capite che non c'è più nulla di politico in questo, forse bisogna scomodare Robert Louis Stevenson, il Dr. Jekyll e il Mr. Hyde, non sappiamo, possiamo solo dare un modesto consiglio a Ellie: si guardi allo specchio e si metta d'accordo con la tizia lì di fronte. Grazie a tutti.